alla comunità di Lumignano. Questa è la prima cosa che ci premeva fare da quando avevo deciso di... Ok, siamo qua con il consigliere regionale di Bert, è originario del comune di Pavia di Udine e siamo a Lumignato alla riapertura del nuovo bar. Si può dire qualcosa? Ma molto volentieri, vi dico che è un momento molto atteso, l'apertura di questo ambiente è un'occasione per richiamare la gente fuori di casa perché svolge anche una funzione sociale, aggregativa, socializzante. Per alcuni mesi è rimasto chiuso per cambio di gestione ed è un'apertura molto molto attesa. Speriamo che l'attività vada al meglio dal punto di vista imprenditoriale, ma quello a cui ci tengo molto è il momento socializzante che il bar da sempre ha svolto sui nostri territori. Allora, siamo qua con lo chef Kevin che sta inaugurando il nuovo bar a Lumignato. Si può dire qualcosa? Questa è un'attività che era storica, l'abbiamo rilevata da un paio di mesi, l'abbiamo completamente ristrutturata, abbiamo dato un'impostazione completamente diversa a quello che era all'inizio, quindi sarà un bar gastronomia dove daremo anche un servizio di prosciutto, il pane, il latte, daremo tutti questi servizi qua, in più faremo dei piatti caldi pronti anche per gli operai a menù prezzo fisso. È un posto strategico per Udine, perché siamo a pochi chilometri da Udine, a pochi chilometri anche da grosse fabbriche e zone industriali. Ti aspetti grandi cose? Sì, quello che ci preme a noi era esattamente dare un servizio anche alla comunità e anche a quelli che lavorano nella zona industriale, quindi se qualcuno vuole un piatto caldo, un primo piatto, qua può venire ed è un pranzo veloce. Grazie a Udine. Grazie. Quindi i dipendenti contano sempre e comunque. Quindi adesso invito il sindaco Govetto a dire due parole, poi... Presente, io mi auguro che ci sarà anche un futuro, perché comunque Lumignato è un bel paese, è un paese che comunque ha gioia, ha felicità e dovrebbe portarlo questo a tornare a quello che era una volta, quindi amicizia, ritrovo, belle sensazioni, ecco, questo è il mio augurio che faccio a Kevin e a tutto il suo gruppo di lavoro. Ok. Qualcosa da raccontare? Beh, qui c'è una sede storica perché comunque qui c'è tuttora la sede del circolo ricreativo, c'è la sede degli amatori calcio, di tutte le associazioni che hanno, quindi le riunioni o tutto quello che concerne per il gruppo che c'è vengono fatte qui, quindi mi auguro che si continui in questo ambito perché se lo meritiamo e dobbiamo goderselo ancora. Ecco, sì. E ultimamente dopo il Covid era andato un attimo... Sì, dopo il Covid, come dappertutto, ha segnato il passo, però dopo ci sono state anche delle coincidenze sfortunate che hanno portato alla chiusura da un anno a questa parte, quindi mi auguro sì, veramente che Kevin sappia dare quello step in più perché comunque a Lumignato fa piacere, insomma, è un dormitorio come succede in tanti altri paesi, in altre fazioni del nostro comune, quindi la luce e felicità che tornino a prendere atto, ecco, in questo contesto. Sì. Perfetto. Tu domanda? Sì, ricordi da che anno venivi qua? Cioè negli anni 70, non so quanti anni hai, scusa. Io sono un neopensionato, quindi sì, con piacere ve lo dico. Ecco. No, io qua era il ritrovo di noi ragazzi, quindi perché una volta non c'erano telefonini, non c'erano iPhone, quindi il ritrovo era qui, si partiva da qui, quindi era l'orario fisso, alle 8:30 ci si trovava all'Enal, perché una volta si chiamava Enal e quindi da qui partivano tutti, i più giovani, i meno giovani, dopo qui c'erano i nostri genitori, i nostri nonni che giocavano a carte, che si trovavano per fare gli affari. Io sono di Lumignato, sì. E ti ricordi le prime volte che venivi qui, negli anni 70, 80? Negli anni 80, sì. 80. Sì. Avevi tipo 18, 19 anni? Sì, negli anni 80 sì, avevo 20 anni, sì. Facevate le feste qui, qualcosa? Ma qui sì, no, c'era dietro qui c'era la sala, diciamo, dove facevamo le feste, dove c'erano i festini, carnevale, sì.
quindi il bar era il ritrovo più che altro per me. Perché avevamo anche la sala, come c'è adesso tuttora, che si fanno le feste, quelle più grandi, di compleanni, di aggregazione. Ecco. Quindi era l'unico bar No, non erano, anzi erano 3 bar a Lumignaco, e anche c'era il Covassi, la trattoria da Covassi che era qui, e poi c'è adesso la trattoria al Cacciatore che ancora tuttora lavora.